Iniziamo con il canto numero 274. Luce divina di te il segreto sei gioia del dentro, luce contardi in noi, primo dono del viso da luce che abita in noi, delizia, tu redi nel profondo ogni ansia di salvezza, luce perenne vive in te, la d'amore con noi nel mistero riveli, tu pronunci la parola che rimane sempre vera. Del Padre, Spirito percini nel Spirito Sui, domenica attorno all'altare del Signore, per lasciarci avvolgere dall'amore misericordioso, per accogliere la parola del Signore che diventa guida, luce nel cammino di questa nuova settimana che il Signore ci offre. Ora ci affidiamo doni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che ci hai chiamati ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria
e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, poi Abramo stese la mano per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo: son troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Anne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra. Dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. E improvvisamente, guardando, non videro più nessuno, Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Sono 3 letture, una più bella dell'altra, quelle che la liturgia di questa seconda domenica di Quaresima ci offre per la meditazione, per un approfondimento sulla parola del Signore. Possiamo dire sono 3 letture che hanno come sfondo il monte. La prima lettura è il monte che Abramo sale per dimostrare il suo amore per il Signore. È conosciuto come il sacrificio di Isacco che Abramo compie. Nella tradizione ebraica invece questo ha un'altra denominazione, la legatura di Isacco. E Abramo e Isacco diventano figura tipo di un'altra realtà che ci viene ricordata, accennata nel brano del Vangelo. Ma facciamo con un po' di ordine, altrimenti si dicono tante cose e non si coglie il legame. È interessante la presentazione che fa l'autore sacro di questa esperienza del sacrificio di Isacco. Dio mise alla prova Abramo. Non dimentichiamo che Abramo è l'amico di Dio. L'amicizia deve essere saggiata, deve essere messa alla prova. Prima di fidarsi pienamente e totalmente di un amico, prima di aprirgli il cuore, di dirgli un po' tutto il nostro vissuto, lo si mette alla prova. Mi posso fidare o meno? Ecco qui, Dio mette alla prova Abramo, chiede ad Abramo un qualcosa di inaudito. Vediamo. Lo chiama per nome, Abramo dice: eccomi. Dio che è tuo figlio, notiamo la progressione della relazione, dei sentimenti. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami. Isacco è il
figlio della promessa che Dio gli ha. Dopo tanti anni quella promessa si compie. Isacco è l'erede di tutta la famiglia della casa di Abramo. Isacco è il centro dell'interesse, il motivo di esistenza di Abramo. Proprio lui è richiesto dal Signore, che ami il tuo figlio Isacco, l'unigenito, che ami. Ecco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto. Un olocausto sul monte che ti indicherò. E Abramo, l'amico di Dio, va, compie quanto il Signore gli ha ordinato. Ma Isacco è docile, è il figlio in piena sintonia con il padre. Si offre perché il padre possa fare quanto Dio gli ha detto. E questa docilità di Isacco viene esplicitata attraverso quella descrizione, il prendersi la legna, il caricarsi la legna sulle spalle, la legna del sacrificio, e salire con il padre Abramo sul monte. È l'ambito, il luogo del compimento del volere del Signore. C'è un altro monte che viene salito da un altro figlio, il quale prende con sé 3 discepoli. L'abbiamo sentito nel brano del Vangelo. Gesù, che prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Se avessimo da tradurre letteralmente dal testo greco il verbo prendere, si dovrebbe tradurre si caricò sulle spalle i 3 figli. Isacco si carica sulle spalle la legna per l'olocausto. Gesù prende, si carica sulle spalle i 3 discepoli, li conduce sul monte alto e lì avviene la straordinaria esperienza. Gesù che rivela la sua identità, la sua gloria. E Marco qui ci ha dato una descrizione, un tempo di descrizione dell'esperienza vissuta. Fu trasfigurato. Notiamo il verbo, è un verbo passivo. Non si trasfigurò. L'azione è compiuta da un altro. Da chi è compiuta questa azione? Da Dio, dallo Spirito Santo, che trasfigura, trasforma, andare oltre quella forma umana, fisica. Ecco che lo Spirito Santo fa brillare sul volto di Gesù, la divinità che c'è in lui, quella divinità che è velata, nascosta dall'umanità. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Ecco una modalità che Marco usa per dire la grande esperienza che i 3 discepoli hanno vissuto. La divinità che brilla sul volto di Gesù. Le vesti bianche, bianchissime, lo splendore, la gloria del Signore li avvolge. Ma c'è anche un altro particolare. C'è la presenza di Elia e di Mosè. Sono i 2 personaggi classici
di tutto l'Antico Testamento. Elia rappresenta il profetismo, Mosè rappresenta la legge, colui che ha condotto Israele dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà, al passaggio del mare, all'alleanza con Dio. Attraverso Mosè il Signore dona la legge a Israele. L'Antico Testamento che è orientato a Gesù. Gesù è il compimento della parola che Dio ha dato al suo popolo. Quella parola che lo ha sostenuto nelle difficoltà, quella parola che lo ha costituito come popolo santo. Ecco qui che è tutta orientata, finalizzata a Gesù. Gesù è il compimento delle promesse di Dio. E c'è una voce che è la voce stessa del Padre. C'è una nube che è il segno concreto della presenza di Dio, come Israele alla nube lungo il suo itinerario nel deserto, come sul Sinai c'era la nube nella quale Mosè era entrato e dialogava con Dio, aveva ricevuto da Dio la legge. Così questa nube avvolge i discepoli. Questa presenza di Dio che crea un tutt'uno tra il Padre, lo Spirito, il Figlio, Gesù e i discepoli. L'essere avvolti, immersi in questo ambito di divinità, crea una dimensione di paura nei discepoli. Avvertono la loro pochezza, la loro fragilità, l'impossibilità di resistere, ma tuttavia c'è un fascino, c'è un qualcosa di meraviglioso che pervade il loro animo, inesprimibile. Infatti se non sapeva quello che diceva quando Pietro dice: è bello per noi, Signore, sta qui, facciamo 3 capanne, 3 tende, possiamo gioire pienamente con te. Ma non è quello il monte sul quale bisogna stare. C'è una parola che viene rivolta a Gesù e ai discepoli, la parola del Padre che dice: questi è il figlio mio l'amato. Ecco il legame profondo con la prima lettura. Prendi il tuo figlio, il tuo unigenito che ami. Gesù che viene presentato, definito dal Padre, il figlio suo prediletto. Quale atteggiamento deve esserci nei discepoli dinanzi a questo figlio prediletto? Ascoltatelo. Ecco la disponibilità all'ascolto della parola. È questa che fa entrare nella relazione vitale, nella relazione di comunione, di amore profondo. È la forza della parola di Dio che crea una unità profonda tra Dio e l'uomo. Come nelle relazioni interpersonali la parola diventa il veicolo privilegiato per comunicare, per condividere, per creare una comunione profonda, così anche in rapporto a Dio. La parola del Signore. Ascoltatelo. Ecco quanto sfida l'ascolto del figlio suo. C'è un altro particolare. Mentre scendevano dal monte, ordinò di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Allora qui si apre una prospettiva nuova. C'è un terzo monte da salire ed è il
Gesù che portando lui il legno della croce, Isacco aveva portato la legna per il sacrificio, poi Isacco è risparmiato, viene restituito ad Abramo come un segno. Gesù che sale il monte del Calvario, portando lui la sua croce, divenendo lui l'offerta sacrificale, vivendo, facendosi lui offerta per noi, per amore nostro, per travasare in noi la sua vita divina e lo Spirito Santo. Quel cammino della Quaresima, un cammino di salita, un cammino di esperienza, un itinerario di ascolto, una capacità di accoglienza che poi diventa dono come risposta, un'esistenza che è vissuta nel quotidiano, che si lascia plasmare dalla parola del Signore. Chiediamo allo Spirito Santo la grazia di poter essere anche noi docili alla parola del Signore, come lo è stato Abramo, come è stato Gesù, che ha vissuto in pienezza quel progetto che il Padre gli aveva affidato e ha operato così la salvezza del mondo. Con gioia rinnoviamo la nostra professione di fede, la nostra adesione al Signore, utilizziamo la formula del simbolo apostolico che troviamo nel foglietto. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro, il concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede al Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Dio che ci ha invitati ad ascoltare la parola del suo Figlio, ora si dispone ad ascoltare la risposta della nostra preghiera. Invochiamolo con fiducia. Diciamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché la sua vita possa essere luminosa e trasparente, così da attirare ogni persona alla sequela del Signore Gesù. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per quanti hanno responsabilità educative, perché sappiano formare le persone loro affidate ad atteggiamenti di condivisione, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per quanti sono smarriti, delusi, prigionieri di tenebre senza speranza, affinché la parola di Dio possa rischiarare il loro cammino, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
preghiera. Per noi che viviamo questa sosta liturgica nel nostro impegno quotidiano, perché possiamo riprendere il cammino nella gioia di chi dona se stesso nell'amore, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. E vogliamo fare una preghiera particolare per il nuovo arcivescovo che la nostra Chiesa di Udine ha come dono del Signore, che è Monsignore Riccardo. Risponda con la stessa disponibilità di Abramo alla chiamata del Signore a servire la Chiesa che è in Udine e si affidi con generosità al suo disegno. Preghiamo, ascolta, Signore, la nostra preghiera. E vogliamo ricordare anche l'arcivescovo emerito, Monsignor Andrea Bruno, perché illuminato dallo Spirito con la parola e l'esempio possa essere ancora guida saggia del popolo di Dio. Preghiamo. Padre buono, che hai consegnato tuo Figlio per noi, ascolta la nostra supplica e donaci il necessario per camminare nella luce verso la Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore. Con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo, Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria e chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò gli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni
tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica, sacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona alla pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra,
il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte ed è risorto, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come figli di Dio, animati dallo Spirito Santo, ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, diamoci un segno di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Ricordo. Canto numero 215.
Signore, la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la pace che vince la guerra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è speranza di un nuovo futuro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri, vogliamo renderti grazie, o Signore, perché a noi, ancora pellegrini sulla terra, fai pregustare i beni del cielo.
Signore. Ricordo che venerdì è il primo venerdì del mese, dedicato particolarmente al cuore sacratissimo di Gesù, e dopo la messa delle 9, quindi dalle 9:30 a mezzogiorno, qui in santuario ci sarà la possibilità dell'adorazione eucaristica. E alla sera, alle ore 18, mediteremo con l'esercizio della Via Crucis la passione di Gesù. Vogliamo vivere questa giornata di venerdì con particolare intensità spirituale, proprio lasciandoci compenetrare e pervadere dall'amore del Signore. Invochiamo una particolare benedizione del Signore. Benedici sempre i tuoi figli, o Padre, perché aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito possano desiderare e raggiungere la gloria manifestata agli Apostoli in tutta la sua bellezza, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere